e per due ragioni ben precise, una ufficiale e una ufficiosa. Quella ufficiale e comunque realistica è che all'epoca la densità di popolazione a Venezia stava crescendo in modo esponenziale e la vicinanza alle abitazioni dell'attività vetraria in centro a Venezia cominciava a diventare pericolosa per gli incendi. Nel 1291 non c'erano i pompieri e quindi c'erano già stati un paio di incendi devastanti e quindi principalmente hanno deciso di spostare a Murano la lavorazione per questo. Murano era isola di conventi, c'erano 4 conventi e 18 conventi. E la ragione ufficiosa, che comunque è realistica anche questa, è che all'epoca il vetro veneziano, perché era ancora vetro veneziano, era già famoso in tutto il mondo per la raffinatezza delle sue tecniche, degli oggetti realizzati con queste tecniche inventate dai maestri vetrai, tecniche che ancora oggi sono alla base della conoscenza del vetraio serio. E quindi ai maestri vetrai venivano dati dei riconoscimenti sociali ed economici elevatissimi, perché i maestri vetrai erano gli unici che potevano sposare le figlie dei nobili senza esserlo, per esempio. Però di fatto con il trasferimento dell'attività vetraria da Venezia a Murano hanno esiliato qua i maestri vetrai, che potevano andare nelle feste dei palazzi Calagrande ma non potevano muoversi da qua. Per chi avesse diffuso i segreti della lavorazione del vetro c'era la pena di morte. Pena di morte che i veneziani eseguivano attraverso impiccagione tra le colonne di San Marco e San Teodoro, sono quelle che danno verso il bacino. E allora, se avessero voluto avere un grande bacino d'utenza l'avrebbero fatto in piazza San Marco, l'avrebbero fatto in quella parte della piazza. In realtà lo facevano là perché i condannati a morte venivano messi sul patibolo 2 ore prima della loro esecuzione, gli legavano la testa ad un palo e li costringevano a guardare il passare del tempo sull'orologio della testa. Nella storia di Murano 2 sono i vetrai sono scappati, sono andati in Francia, uno non è mai tornato e uno l'hanno ucciso. E le famiglie sono state radiate dalle famiglie vetrarie. Questa è la famiglia. Detto questo, vi dico che Murano ha una linea di continuità molto importante con chi il vetro l'ha inventato, i Fenici, poi i Persiani, perché noi siamo figli della tradizione vetraria romana e quindi il nostro modo di fare il vetro deriva proprio da quella, cioè il tipo di vetro è il tipo di vetro che si è evoluto fino ad oggi, ma dagli inizi della sua scoperta 3500 anni fa. Per quanto riguarda questa tecnica è circa 3 secoli più giovane rispetto alla tecnica della soffiatura in fornace. I primi esempi sono appunto fenici. I fenici riuscivano a lavorare con delle fiamme libere che uscivano da dei fornetti molto piccoli che avevano, e poi è arrivato il modo di lavorare che dà il nome proprio alla tecnica, cioè tecnica a lume, perché si lavorava con dei lumi alimentati a grasso animale e la spinta alla fiamma veniva data attraverso l'uso di un mantice azionato col piede. In India c'è ancora chi lavora così. Poi è arrivato il gas e insieme al gas è arrivata l'aria forzata. Oggi lavoriamo con una miscela di gas e ossigeno. Quindi questo vi
vorrei farvi capire che dall'inizio, dalla scoperta del vetro, questa tecnica rispetto alla fornace si è evoluta molto di più, perché se noi vediamo la struttura di un forno del 1300 è praticamente identica ai forni che usiamo anche oggi, cambia solo l'alimentazione, mentre qua il balzo è stato incredibile. Vetro in Murano, appunto, tradizione romana, fenicia, quindi vetro sodico. Le famiglie dei vetri sono tre al mondo principali, sono i vetri sodici,